ora in onda Potere al Popolo. Vai, 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 che siamo tornati in onda. Ancora buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà, in diretta da studio con Francesco in regia. Naturalmente tutti voi pronti a sentire i vostri messaggi WhatsApp arrivati copiosissimi al 340-6709-659. In questa seconda ora di controinformazione li leggerò tutti quanti, ma tra pochissimo avremo l'intervento in Parlamento di Gusmeroli, lo sapete, pezzo grosso della Lega all'interno del settore economia, e tutte le novità in arrivo sul fronte della manovra economica ormai passata. Adesso aspettiamo le istruzioni per l'uso. Avremo anche la musica indipendente, come spesso accade la mattina, con Simone Patrizi, una bella canzone intitolata Non aver paura mai. E poi, attenzione, oggi è mercoledì e sembra incredibile, siamo già a mercoledì e avremo subito dopo le ore 12 È tutto magna magna, la simpatica parentesi culinaria di Radio Libertà. Partita come un ricettario di cose buone da mangiare, poi abbiamo deviato clamorosamente sulle cose già pronte, nel senso che vi parlo di feste, di sagre, di appuntamenti da non scordare, roba piccola, non quei festoni incasinati dove non trovate neanche parcheggio, roba piccola e sconosciuta. E avremo qualche buona direttiva, visto che da una parte siamo ancora in clima Befana, anche se è passata, ma in molte zone la festa della Befana è saltata per il maltempo e quindi è stata rimandata a questo weekend. Dall'altra parte, zitti zitti, si ricomincia mangiando e bevendo con tante cosettine che vi posso segnalare interessanti. Prima però, fermi tutti buoni e silenziosi, ci colleghiamo con il Parlamento, certamente. Francesco, lo abbiamo il Parlamento? Sì! E allora ci colleghiamo con Gusmeroli. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Ministro. 3 cose importanti in questa manovra, ma la cifra più gigantesca non contabilizzata nella manovra e non contabilizzabile è la credibilità economica di questo Paese. E la credibilità economica si misura in 2 modi: lo spread e il rating. Non vedevamo cifre di spread nei confronti della Germania da molti e molti anni. Non avevamo un miglioramento del rating così da molti anni. E guardate che la credibilità economica è un dato essenziale in un paese che ha 3.000 miliardi di debito pubblico. In una situazione difficilissima, dove ci sono cambiamenti mondiali simili alla rivoluzione industriale, c'è in atto la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, c'è in atto la transizione ecologica ed energetica che deve essere sostenibile economicamente e socialmente, ma che spesso l'Europa dimentica proprio la sostenibilità economica e sociale. Ci sono 2 guerre. Malgrado ciò, una credibilità economica riacquistata dal nostro Paese che aiuta tutta la popolazione. Perché guardate che quando nel 2012-2013 c'è stato il governo Monti, noi abbiamo avuto in quei 2 anni, quindi quando si parla di manovre restrittive bisogna avere molta attenzione con i numeri, perché nel 2012-2013 il PIL reale cumulato del governo Monti era meno 4%, la domanda interna meno 7%, i consumi finali nazionali meno 6%, gli investimenti fissi lordi meno 12% e i consumi delle famiglie residenti cumulati meno 6,5%.
Il governo Meloni, centrodestra, PIL reale cumulato più 1,7, domanda interna più 3,3, consumi finali nazionali più 1,3, gli investimenti fissi più 10,7, i consumi delle famiglie residenti cumulati più 1%. Allora, in quegli anni 2012-2013 chi ha avuto più problemi? Per la mancanza di credibilità economica, le famiglie fragili. E ricordiamocelo, quando si parla di questa manovra, il valore più importante è quello che non è stato contabilizzato, la credibilità economica. Poi altri 2 interventi, gli incentivi alla crescita, il ritorno dell'iperammortamento e superammortamento. E chi ha contatto con la realtà sa cosa vuol dire investire in beni strumentali nei prossimi 3 anni e recuperare il 180% minimo, il 220%. Stiamo parlando di piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, chi fatica e i loro dipendenti. Parliamo di milioni di persone che hanno un'agevolazione molto forte e quando si finanziano gli investimenti si fanno lavorare le imprese, sia quelle che producono i macchinari, sia quelle che riciclano i vecchi macchinari. Questa era la seconda cosa importante della manovra. La terza cosa importante è che non bisogna dimenticare le famiglie che hanno avuto delle difficoltà. Non può essere una colpa dichiarare le imposte e non riuscire a pagarle. Allora, tutta questa avversione da gente che ha votato tutte le rottamazioni precedenti e che invece qua viene a dire in Parlamento contro l'unica rottamazione che va ad agevolare chi ha dichiarato e non è riuscito a pagare. Allora, è importante questa manovra. Torno alla credibilità economica. Perché? Perché fa correre chi è in grado di correre, ma allo stesso tempo non dimentica e recupera chi è rimasto indietro. Questo è il vero senso della politica che dovremmo ricordarci tutti ogni giorno, non dimenticando il contatto con la realtà. La Lega con convinzione sostiene il Ministro, sostiene il Governo e sostiene questa manovra. Grazie. Qui Parlamento. Per ogni sorriso che poi apparentemente si colora, quel senso di vero se c'è, che io non so distinguere. No, no, io non so distinguere. Per ogni mio sogno che stimola intorno quel senso di vero se c'è, per ogni momento svanito nel tempo provo a ricordare quello che ti offre la tua vita ora. Non ci sono scelte, ma quello che ti offre la tua vita ora. Non ci sono scelte, non aver paura, non aver paura. Di onde più grandi, di oceani distanti, sentirsi leggeri anche se in fondo al mare. Un fiore, le spine, il profumo e il dolore, ricorda che vince sempre solo l'amore. Limitarsi a sopravvivere, tuoi sogni calcolati come favole, ma tu continua a crederci, potrai sorprendermi, potrai sorprenderti, ma un passo dopo l'altro segnerò il confine, da un punto
momento un po' più in alto per potermi dire che la ci abbasserà uno sguardo per chi sta già mentendo la cammino in terra e guardo ma vivo sorridendo per ogni mio sogno che stimola intorno quel senso di vero se c'è per ogni momento svanito nel tempo provo a ricordare quello che ti offre la tua vita ora, non ci sono scelte ma quello che ti offre la tua vita ora, non ci sono scelte, non aver paura. Di onde più grandi, di oceani distanti, sentirsi leggeri anche se in fondo al mare, il fiore, le spine, il profumo, il dolore, ricorda che vince sempre solo l'amore. Sai che sto ad un passo da te, pronto per affrontare le onde più grandi di oceani distanti, sentirsi leggeri anche se in fondo al mare, il fiore, le spine, il profumo, il dolore, ricorda che vince sempre solo l'amore. Non aver paura. Mai. Cioè, questo è il tipico ballo variniano di Sammy Varin dopo le feste di Natale. Ballo sì, ma con lentezza, senza nessuna fretta, anche perché potrei ribaltarmi. Non aver paura mai. Lui è Simone Patrizzi e lo abbiamo con noi. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti voi e colgo l'occasione per augurarvi buon anno. Grazie davvero, buon anno anche a te, buona musica a te e ai nostri ascoltatori che ormai si sono abituati, quando facciamo la pausa musicale su queste frequenze sono sempre e soltanto artisti indipendenti, artisti che non fanno parte del grande show business, molto spesso per scelta, perché sono indipendenti, perché sono autonomi, sono molto più liberi, fanno quello che gli pare musicalmente, è una delle soddisfazioni della vita. E Simone Patrizzi con Non aver paura mai ci regala buone emozioni in questi primi giorni del 2026. E parlando di che cosa? Cosa hai voluto mettere in questo pezzo che ci dà buone speranze? Perché, ripeto, abbiamo iniziato l'anno con le notizie peggiori che un giornalista avesse mai potuto immaginare. Cioè, io speravo davvero che ci fosse un blackout di brutte notizie almeno i primi giorni dell'anno. Niente, era appena passata mezzanotte, il disastro, la tragedia della Svizzera e poi altre cose brutte. Simone, cosa abbiamo messo dentro in questo pezzo che è una specie di promessa per il nuovo anno? È un buon rapporto che dobbiamo avere prima di tutto con noi stessi già dai primi giorni del nuovo anno. Simone. Sì, diciamo che ecco, la paura, soprattutto in questo periodo, la fa da padrone, no? E quindi bene o male questo brano vuole esorcizzare in qualche modo quello che viviamo in primis nella nostra vita quotidiana, ma anche quello che ci succede, quello che succede intorno al mondo. Quindi è un inno per affrontare la vita e le cose brutte e quindi per affrontarle con coraggio. Diciamo che per me è stato un 2025 un po' complicato, dove ovviamente sono successe cose personali molto, molto pesanti, molto negative e quindi ho voluto necessariamente far uscire questo brano perché per me è importantissimo, perché mi è servito appunto per esorcizzare le cose brutte, per avere insomma un inizio anno anche diverso. E questo è un concentrato, ecco, è un inno verso la positività e per affrontare le onde del mare che quando si fanno pesanti, si fanno alte, bisogna navigarle, bisogna farlo con estrema determinazione e tigna, come si suol dire. Bravo Simone Patrizzi, e in questo momento stai rappresentando tutti noi e
ragazzi, signore e signori, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 80, l'ideina per questi primi giorni dell'anno è proprio di andare a cercare, anche semplicemente su YouTube, la canzone di Simone Patrizzi, Non aver paura mai, schiacciare condividi e poi spedirla a tanti amici, parenti come augurio di un buon anno nuovo. Non avere paura mai. E di questi tempi, soprattutto se giri in certe zone di Milano, la paura c'è e come. Simone, Immagino. la vittoria al Festival delle Due Note, leggo, poi i concerti con Massimo Di Cataldo, il terzo posto al Festival di Sanremo nella sezione giovani e poi primo tra i giovani a un disco per l'estate. Queste sono soltanto alcune delle tappe principali della tua carriera musicale. Cosa ti è rimasto più impresso di questi eventi? Che cosa ti ha insegnato maggiormente? Che cosa magari vuoi invitare a provare a chi ci segue? Perché la nostra trasmissione è ascoltata anche da molti giovani e meno giovani che vorrebbero fare musica e che procedono indipendentemente, nel senso di indipendenti, non fanno capo a grossi interessi, a piccoli passi. E qual è l'esperienza più bella che finora hai fatto, Patrizzi? Allora, innanzitutto vorrei lanciare appunto il messaggio a tutti, insomma, che non è mai troppo tardi per riprendere in mano un sogno, per riprendere una strada giusta o che poteva sembrare apparentemente giusta. Quindi gli anni passano veloci, chi fa musica ha il potere un po' di bloccarlo questo tempo che va sempre più veloce. Quindi quello che voglio invitare, ecco, è ai giovani o anche ai meno giovani di non perdere tempo e di perseguire la strada, perseguire il sogno e non abbandonarlo mai. Diciamo che il viaggio per me è stato lungo, è iniziato in giovane età. Gli anni ovviamente mi hanno portato sicuramente più consapevolezza, più esperienza. Ho fatto delle cose che non avrei mai immaginato di fare e di questo ne sono grato. Ho fatto un Sanremo che mi ricordo essere stata un'esperienza incredibile, e quindi il viaggio è stato lungo ma non è ancora finito. Capito? E allora Esatto. cosa bolle in pentola? Dai. Ma sicuramente è stato un anno, ho iniziato l'anno diciamo, avendo e lavorando sicuramente su cose nuove. Ho già dei brani in cantiere, ne sto facendo e sto cercando di scriverne altri insieme a Fulvio Murru, che è stato il coautore di Non aver paura mai. E quindi stiamo cercando insomma di non fermarci e di continuare a scrivere cose che ci danno emozioni, in primis a noi stessi. Mi raccomando, ci contiamo, perché stiamo seguendo proprio voi artisti indipendenti, perché siete una miniera d'oro rispetto ad altri. Grazie per questo spazio e lo spazio che ci date, e per me è molto preziosa come cosa. Anche per noi, perché i nostri ascoltatori seguono la differenza che ogni giorno cerchiamo di fare, dicendo cose, trattando argomenti, ma anche parlando con artisti che difficilmente si ritrovano sulle solite radio. Allora, per cercarti su internet, su Instagram e in giro, basta scrivere Simone Patrizzi? Esatto, sì, Simone Patrizzi Music Record è la mia pagina musicale, diciamo, di Instagram, dove potete vedere le mie storie, i miei post, insomma, dove ci sono dei contenuti importanti, insomma. Quindi le persone, se vogliono avvicinarsi a Simone Patrizzi, possono farlo con questo canale. Fatelo, sbirciate anche i suoi vecchi successi, il terzo posto al Festival di Sanremo nella sezione giovani e altre belle emozioni che poi quando le andate a sbirciare magari vi ricorderete meglio. Questa sì, l'avevo sentita. Simone, grazie davvero per la chiacchierata. Grazie a voi. Buon anno nuovo, buona musica e restiamo in contatto, ok?
Va benissimo, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, un abbraccio a te e a risentirci presto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. You used to say, I like Chopin, love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eye. Tell me where's my way. Your face in a sunshine reflection, a vision of blue skies forever, distractions. Used to say, I like Chopin, love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eye. Tell me where's my way. Rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eye. Tell me where's my way.
Ci mancava, il pompa pompa su I Like Chopin, signori, non l'avevamo mai sentito. Beh, questa è roba comunque autorizzata dallo stesso gazebo, I Like Chopin nella versione Christian Marchi remix, un pilastro della musica classica Chopin, e eseguito con strumenti acustici. E Marchi è uno dei maghi della musica moderna da discoteca e ha basato questo suo remix sull'elettronica. In mezzo c'è il grandissimo gazebo che non ha mai smesso di fare successo e partecipa a tanti eventi che ci riportano ai bei tempi, la musica anni 80. I Like Chopin ci ha portato a noi alle 11.34 con il buongiorno e buon anno rinnovati da Sammy Varin, da Radio Libertà. Chi ci segue in diretta può entrare in onda chiamando il numero fisso 0292947222. Siamo qui anche per commentare i fatti del giorno, ma lo facciamo prima seguendo la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Chiaramente adesso pian piano ricominciano gli eventi targati Lega. Sul sito legaonline.it la possibilità di sbirciare quelli televisivi, ma poi certamente è quasi tempo di rinnovare la tessera. Presentazione del libro La rivoluzione del buonsenso, è l'ultimo libro del ministro Valditara, questo sabato 10 gennaio. Dove? A Varese. Villa Recalcati, Piazza Libertà, signori, bella occasione per conoscere il ministro Valditara, per portarsi a casa il suo libro e, già che ci siete, per incontrarci tra leghisti. Ingresso libero questo sabato 10 gennaio alle ore 16 a Varese, Villa Recalcati, Piazza Libertà. Durante una manifestazione, mi scrive qualcuno, un tizio della CGIL ha dato del vigliacco a un venezuelano, colpevole ai suoi occhi di essere scappato dal regime di Maduro. Immagino che pensi la stessa cosa di tutti i nordafricani che arrivano qui da noi. Vabbè, è un pensierino che ha sfiorato un po' tutti noi in questi decenni di invasione programmata da parte di figli del barcone, che poi fanno il bello e cattivo tempo qua, che dicono di essere poveri e magari invece la casa ce l'hanno al loro paese, e che appunto da qualcuno sono stati apostrofati come traditori, perché insomma uno resta nel proprio paese per dare una mano, e invece chissà come mai i maschietti mollano la presa e arrivano qua da noi a fare il bello e il cattivo tempo. Ora tutti a stracciarsi le vesti per la democratica Danimarca, che rischia di perdere i tanto amati groenlandesi. Questo a scrivere invece è Max Ferrari, che molti di voi conosceranno, è anche l'ex direttore di una televisione che si chiamava Telepadania. Peccato, scrive Max Ferrari, che le vecchie ciabatte Dem di Copenaghen, sempre aperte all'islamizzazione, abbiano riservato ai nativi Inuit della Groenlandia un trattamento non proprio democratico. Sterilizzazione forzata predicata anche sulle bambine. Bambini nativi strappati ai genitori. Lager di rieducazione per i nativi dissidenti. Tutto questo fino a pochissimi anni fa. E il mostro sarebbe Trump? Così ci suggerisce Max Ferrari, che parla poco sui social, ma quando parla spara bene, molto bene. Anche voi sparate, vi siete dati da fare come non mai, e ringrazio veramente per i tantissimi messaggi al 340 6709 659, leggiamone qualcuno. Dunque, scrive Clara, Landini con tutta la squadra Propal prima protestavano per la popolazione palestinese contro Netanyahu, responsabile dicono di genocidio, ora protestano per Maduro, un dittatore feroce, ma contro la popolazione venezuelana. Per questo tutto fa brodo, basta protestare un giorno sì e l'altro pure, solo per fare casino contro questo governo. Parole sante, cara Clara, e staremo a vedere nei prossimi giorni, oggi è
è mercoledì, vediamo dopodomani che sciopero generale ci sarà. Ullala, Andrea, buongiorno Barbone, ti ho bonificato 10 euro, fanne buon uso. Assolutamente Andrea, sacri 10 euro, fin troppi, e io sono per i 5 euro. Scherzi a parte, grazie davvero a tutti coloro che ci stanno dando una mano. Conto corrente postale 37671294. Non vogliamo fare la fine di Radio Radicale, che non è in buone acque perché lo Stato non gli ha rinnovato l'elargizione, e a noi bastano 5 euro perché siete in tantissimi che cercate una vera controinformazione anche attraverso il sito internet di Radio Libertà, radiolibertà.net. Cliccate sulla tendina a destra in alto, dona ora, e con una carta di credito ci date quello che potete. State andando fortissimi, posso dirlo a bassa voce, non è che adesso ci siamo cambiati tutti la macchina, aspetta e spera, ci basta prendere la nostra, basta che ci facciano entrare a Milano, è già un successo, devi avere una macchinina comunque che piaccia al sindaco di Milano. Buongiorno Sammy, auguri di buon anno a tutta la redazione, io il versamento lo faccio al gazebo a Pontida. Gigi da Treviolo, noi ti amiamo. Pontida c'è una volta all'anno, dobbiamo aspettare fino a settembre di quest'anno, però si avvicina lentamente, ma si avvicina. Io propongo di togliere la scorta a tutti, solo per chi è minacciato, niente macchine pagate da noi, ma mezzi pubblici. Così usiamo carabinieri, polizia, eccetera, per la nostra sicurezza. Sì, Antonia, ci aveva provato qualcuno, mi ricordo, ricordate anche voi, era presidente della Camera. Il problema è che poi la scorta la dovevi far salire sul pullman e si creava una confusione totale sul pullman perché c'aveva il cordone sanitario intorno al presidente della Camera. Quindi gli abbiamo detto: sai che c'è? Che ti prendi ancora la tua macchina e non rompi le balle al prossimo. Decreto sicurezza o Alice nel Paese delle Meraviglie? Decreto sicurezza, Marco, dobbiamo fare il tifo su questo, fare il tifo Lega, perché siamo solo noi che ci occupiamo di questa cosa seriamente, che siamo i rompiballe di ogni governo sul fronte sicurezza. E sai, in questi primi giorni dell'anno ci sono stati tanti problemi, quello che è successo in Svizzera e questa cosa del Venezuela, e quindi se ne è parlato poco, ma ci sono stati accoltellamenti, violenze, robe indicibili. Sì, no, non mi ricordate il Ponte dei Leoni di Monza, signori, sfregiato un leone del Ponte dei Leoni, sacri leoni del Ponte dei Leoni di Monza. Ti giuro, guarda, mi ha rotto le palle come se ci fosse stato io al posto del leone. E sì, gli hanno fatto saltare un petardo sul naso al leone e l'hanno semidistrutto. Ripeto, il Ponte dei Leoni per chi abita a Monza è un'istituzione. Ma li avevamo visti in tutti questi anni, i fili del barcone, i Maranza, seduti lì sul ponticello, in quanti, per ore e ore, a fare la sfilata. La sfilata la facciamo noi, passandoli davanti, passeggiando sul ponte, chiaramente, e guardando al 100% ogni ragazza che passa, spogliandola con i loro occhi. E a quanto pare se la sono presa anche con questi monumenti storici che riguardano Monza, casualmente una delle tante città amministrata da troppo tempo da un partito che si chiama PD, ma è soltanto un caso. Buongiorno, basta dare soldi ai centri di accoglienza, ci scrive Pasquale. E perché Pasquale? È un bel business, solo che noi non siamo capaci di fare queste cose, davvero, ma mica soltanto sul fronte accoglienza, anche su altre. Non siamo stati bravi a entrare in Rai addirittura, non siamo stati bravi. Dice soltanto la sinistra: se entri in Rai e non hai la tessera del PD,
ci resti poco o non ci resti proprio. C'è un motivo per cui noi siamo tutti qui, ragazzi. La nostra informazione la dobbiamo fare in una radio di nicchia come Radio Libertà, perché in Rai non ti fanno dire determinate cose, o se te le fanno dire devi passare dal controllore targato PD. Solidarietà alla Befana, signori, assolutamente. Si è offesa la Schlein? No, si sono offesi quelli del PD, perché il sindaco di Trieste ha pubblicato una locandina in cui faceva gli auguri a una Schlein vestita da Befana. Mamma mia, ragazzi, questi non ridono mai. Ma quante volte abbiamo scherzato su nostra moglie, su la nostra nonna, ma anche sulla nostra figlioletta, ragazzi, si scherza. Ieri era la Befana, auguri Befana, e loro ci fanno gli auguri a noi Re Magi, Dio mio, eh? Niente, non si può scherzare. Se c'è di mezzo il PD, vietato ridere. Buongiorno Sammy, ritengo che la Befana sia troppo simpatica per essere confusa con la Schlein. Male hanno fatto. Non è vero, dai, ci sono anche le Befane simpatiche. La Schlein non è mica antipatica. Guarda che se ti leggi 2 righe del suo libro, ma veramente ti sta quasi simpatica, quasi. Angelo, perché non mettiamo anche noi un 50% su tutti, ma dico tutti i prodotti che arrivano dalla Cina? Angelo, da Parre Bergamo. Oh, ma a Parre non ci sono negozi cinesi? Angelo, è per quello, perché tu non ci hai mai messo piede. Se metti il piede in un negozio di cinesi e non ci esci più, compri tutto, qualunque cosa, e costa tutto così poco. No, non farlo. Ciao, voglio dedicare ai ragazzi che sono volati in cielo la canzone del Melograno di Claudio Chieffo. Grazie, Giusy, anche noi siamo qui tutti a pregare perché si salvino. È chiaro che saranno praticamente da rifare. Per fortuna la tecnologia di oggi riesce a fare miracoli, però pensare che dei bellissimi ragazzi di 14, 15, 16 anni sono quasi completamente disfatti dal fuoco. Speriamo veramente in un miracolo, e guarda, sono capaci di farlo. Ruggero, caro Sammy Alessandro, ripeto per l'ennesima volta, è il falso quotidiano, opera del signor Travaglio e compagni di merende. È vero, Ruggero, ne abbiamo parlato prima, c'era Alessandro Morelli alle 9, sottosegretario di Stato, con lui abbiamo parlato dell'inizio delle Olimpiadi, e naturalmente il Fatto Quotidiano in prima pagina mette la fotografia, quanti alberi sono stati abbattuti per fare le Olimpiadi. Se vi siete persi l'intervista con Alessandro Morelli, la trovate sul sito di Radio Libertà nella sezione podcast, lì ci sono tutte le principali trasmissioni. Ancora messaggi, sto leggendo i vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659, e ricordate voi che ci scrivete che la nostra radio fa da importante conduttore dai vostri messaggi alla politica della Lega e del centrodestra. Quindi ogni cosa che voi mi scrivete viene percepita dai nostri parlamentari, viene ascoltata da loro, e molte delle vostre proteste diventano proposte di legge. Vedi caso quelle sul fronte sicurezza, ne abbiamo parlato abbastanza anche in questa rassegna stampa odierna, e il nuovo decreto o disegno di legge probabilmente sarà l'una e l'altra cosa che la Lega sta portando avanti. Speriamo che il resto del centrodestra sia d'accordo, perché c'è sempre qualcuno che strizza l'occhio al PD, non vi dirò mai chi è. Buongiorno, buon anno a te e a tutti voi. Una cortesia: contrariamente a quanto ripeti continuamente, mi scrive Giorgio, la verità non sta mai nel mezzo, ma solo da una parte. È la virtù quella che sta in mezzo. Oh signore, ho sbagliato tutto nella vita. Giorgio, altra cosa,
chiedi almeno 10 euro come sostegno alla radio, 5 sono veramente troppo pochi e rischi che te ne danno 2. Caro Giorgio da Sondrio, tu la sai molto lunga, sei uno di quelli che sa contrattare, hai ragione, 5 euro, ma non sei il primo che me lo dice, sono troppo pochi, ma io spero poi non che me ne diano 2, ma che me ne diano 50, e molti di voi lo so che avete fatto così, anche perché a inizio dell'anno c'è la rata che non è una rata, ma è una rata morale che uno paga e dice, beh, ho ascoltato per un anno questa radio e giustamente do come se comprassi ogni giorno un quotidiano, 1 euro al giorno e diventano tanti, cazzolina se sono tanti. 1 euro al giorno, cosa volete che sia il costo di un caffè? Anzi meno, perché adesso il caffè ci vogliono quasi 2 euro, continua ad aumentare, ragazzi miei. 1 euro al giorno e aiutate la vostra radio a diventare non più importante. No, non voglio diventare importante. Io ho sempre lavorato in radio piccole, è stato un caso, ho fatto Radio Italia, ho fatto Isoradio per un po' di mesi, ma poi si sono accorti che non ero del PD e mi hanno cacciato. Piccola controinformazione, siamo come dei moschini che diciamo cose che gli altri non dicono, è lì il bello, per cui cresciamo e cerchiamo di riaccendere, certo, qualche ripetitore spento, di riaccendere il canale 252 in TV, eccetera, ma non diventare importanti, perché quando diventi importante diventi schiavo di una ruota che gira. Mi devo zittire, ci sono delle telefonate in attesa e mi scuso per l'attesa, mi sono fatto prendere dai vostri WhatsApp e ce n'ho qui ancora un fotio da leggere, andrò avanti dopo nel magna magna. Sentiamo le vostre chiamate. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy, Gabriele di Perugia che parla. Vuoi piacere? A proposito della rassegna stampa di questa mattina, è stata fatta una grande offesa alla Befana con il viso di una frogia. Ecco, ma perché ci vuoi mettere in questi guai, caro mio? No, è una mia supposizione. È una supposizione, è una supposta. Ok, è una supposta. Grazie di esistere. Grazie, un po' meno a te, perché rischi che ci becchiamo la querela, però assolutamente, ripeto, è stata una cosa simpatica, ripeto, quante volte non abbiamo dato a nostra moglie o a nostra nuora, suocera della Befana facendogli gli auguri, dai, oddio, vuoi dire che ci quereleranno anche loro? 0292947222. Pronto? Ciao, ascolta, telefono da Brescia. Allora, volevo dire, dunque, io sono leghista da tanti anni, eccetera, però sto adesso pensando di lasciare, perché è impossibile che Salvini, so che è contro tante cose della Fratelli d'Italia, eccetera, però a un certo punto deve staccarsi, perché non si possono dire fregnacce per quanto riguarda i traguardi raggiunti in questa finanziaria, perché quando uno mi aumenta le accise del gasolio, che avevano detto di toglierle, e assicurazioni, autostrade, pacchi e via dicendo, i trasporti, quando aumenti il gasolio, i trasporti incideranno sulle merci che vengono trasportate, quindi di conseguenza tutto quello che compreremo sarà aumentato, e ci prendono per il sedere quando dicono che l'IRPEF scende da 35 a 33. Ma questi che sono al governo, ma riescono a fare 1+1, dico, ma come si fa a votare certa gente qua? Non sa che adesso ci saranno aumenti stratosferici. E poi un'altra cosa, l'invasione Maduro, la presa di Maduro, eccetera, eccetera. Adesso voglio vedere se l'Europa finanzierà con armi, eccetera, e denaro il Venezuela, perché non è che si può dire uno può invadere, l'altro no, l'altro facciamo come cazzo vogliamo. Siamo in un mondo che è un altro mondo, è un mondo di pazzi. Grazie. E su questo concordo, siamo in un mondo di pazzi. Un tempo queste cose non si facevano, comunque si facevano molto più diplomaticamente. Adesso si prende l'iniziativa, bene, vado a invadere, eccetera. Poi da un certo punto approvi anche, perché ci togliamo dalle balle
terroristi, personaggi molto pericolosi, eccetera. Però c'è una certa savoir-faire che prima non c'era. E per quanto riguarda gli aumenti, lo sai bene, si è in una coalizione e non è la Lega che decide, e soprattutto grazie anche a quelli come te che se si fa qualcosa che non ti piace dicono no, non voto più la Lega, e la Lega c'ha l'8%, poco più. E cosa vuoi fare con una percentuale del genere? Ancora meno, certo, se deciderete di votare qualcos'altro, darete forza a un altro partito che non ha le idee della Lega. Bisogna fare squadra, bisogna pazientare, chiaramente una pazienza infinita. Tu pensa a noi storici leghisti, io tessera RIA del 1987, quanto posso essere incazzato perché non siamo riusciti a fare la secessione? Io sono incazzato ancora adesso, penso un po', sto scherzando, diciamo che c'erano dei metodi alternativi alla secessione e per fortuna li stiamo proseguendo, però con una lentezza elefantiaca. Perché? Perché gli altri frenano. E quelli che non capiscono escono dalla Lega e si fanno la loro Lega, pensando, ecco, ricominciamo, eccetera. Ricominciare da zero, dopo tutta questa fatica, e chiamare un altro partito con un altro nome che non è Lega. Ma sei scemo? Ma Lega per sempre, assolutamente, qualunque cosa succeda, e se c'è qualcosa che non ti piace nella Lega, cerchi di cambiarla, facendo squadra con altri all'interno della Lega. Proprio quello che cerchiamo di fare a livello del governo e a livello di questa Europa. Cerchiamo di cambiarla. Un'altra chiamata 0292947222. Pronto? Pronto? Quella. Pronto, buondì. Ciao. Franco da Milano. Ciao. Ciao, buon anno innanzitutto. Buon anno a te, com'è? Sì, insomma, senti, volevo solo dire questo, a parte che io quando faccio l'offerta non faccio l'offerta da 5-10 euro, la faccio da 100. Vabbè, Vedi, mi aspettavo questo e ti ringrazio, grazie. Cioè, a parte questo, che è una cosa diversa, ognuno poi può fare quello che vuole, ci mancherebbe altro. No, volevo chiederti a proposito dei soldi alla Lega o così le offerte, chiamiamole così. E ho sentito che il governo ha dato 200.000 euro a Veltroni per ricordare la fondazione Napolitano. E dico, ma questi soldi qui, da dove invece di utilizzarli per, che ne so, per un handicappato, per non so chi, li danno a Veltroni per ricordare, per fare una fondazione Napolitano. Oppure ne danno, mi sembra, ancora 400.000 a Minniti per controllare i filorussi. Cioè, ma il governo Meloni, perché sicuramente la Lega non c'entra niente con queste le subisce sicuramente, ma mi domando, ma Fratelli d'Italia sono ubriachi oppure lo fanno? Perché potrebbe anche essere che fanno finta di essere ubriachi. E volevo sapere cosa ne pensi. Grazie, scusa, ma ho finito le lacrime in questo momento. Spero che Veltroni ne faccia buon uso, è l'unica cosa che posso sperare. Chiaro che ribadisco e discoriba, siamo in una coalizione e bisogna fare contenti un po' tutti, e c'è gente che ama fare queste spese. Armin mi scrive: io mi preoccuperei anche dei fanatici islamici che lanciano fatwe a destra e a manca ai giornalisti. Vogliamo che i nostri giornalisti facciano la fine di Salman Rushdie? È vero. Spesso e volentieri, ma vedi, basta andare fuori da quel locale in Svizzera dove è successa la tragedia e ti guardano molto male, perché lì è il business che vince e noi andiamo a scoprire cose probabilmente che gli rovinano un po' il business. Ancora WhatsApp, tantissimi al 340-6709-659, tutti che salutano, Minimo, Cainarca, Cambi, ritorneranno in diretta nei prossimi giorni, quella di oggi era una replica. Deezer Incarato,
Sul pratone di Pontida si era detto dell'assurdità delle accise. Caro Luca, buona Padania a te. E come? Te l'ho detto, il problema, basta sentire cosa aveva detto la Meloni anni fa su questo fronte, sul fronte delle accise, ma anche sui barconi, eccetera. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, soprattutto c'è di mezzo il problema economico di questo paese. Si cerca di aiutare certe categorie e non sempre si riesce a fare in modo che questo non gravi sul resto delle persone. Perché questi discorsi non li fate a Giorgetti? Grazie a tutti. Giancarlo Giorgetti è un abitante di un paesino situato sullo sponde del lago di Varese, precisa Luisa. Si sta riferendo chiaramente alla trasmissione che abbiamo ascoltato prima di Giulio Cainarca. Bentornati in onda, carissimi preziosi Giulio e Carlo. Buona continuazione, grazie, perché anche con i vostri colleghi mi farete compagnia in ospedale. Anche a tutti voi auguri di salute, serenità e successi. Luciana da Muggiò, mi raccomando, augurissimi a te, e approfitto naturalmente per salutare tutti coloro che non sono in massima salute o che hanno un'operazione programmata in questi mesi. Chiaro, ragazzi e meno ragazzi, diversamente ragazzi, è chiaro che ce lo abbiamo molto duro politicamente, noi che mangiamo pane e politica, e c'è questa promessa di ritornare come prima o anche meglio di prima, proprio per portare avanti questa bellissima mania che abbiamo quotidianamente, che fa bene alla salute, un po' meno quando ci infervoriamo, ma deve fare bene anche a questa Italia. A proposito di tasse, perché non aboliamo il CNEL e tutti gli altri enti inutili? Caro Mauro, ci avevamo provato tempo fa, ti ricordi? Io sono molto delusa dalla Meloni, anziché tagliare un po' di spese superflue, ce ne sono tante, va a prendere sempre i soldi ai lavoratori e ai pensionati. I soldi per le armi si trovano sempre, per non parlare della sicurezza, che è molto peggiorata rispetto al precedente governo. Aveva assicurato il blocco navale, dov'è? E te l'ho detto, ci pensa la Lega alla sicurezza, però dovete dare un po' di voti alla Lega. Carissimi, come sono diversi i protagonisti della tragedia svizzera da quelli che solitamente vengono alla ribalta dalla cronaca. Questi tutti belli, bravi, non soltanto con la prospettiva di un futuro brillante, ma con già un presente scintillante. Anche il dolore meno sguaiato e commenti più sobri e rispettosi. Ma Giovanni, che si riferisce non alla tragedia ma al tipo di comunicazione dell'informazione. Sì, anche su questo fronte però sembra quasi che ti piglino per il culo, perché il sindaco di quel paesino, insomma, sì, è vero, ha ammesso che non sono stati fatti controlli, ma come fosse una roba normale. Bah. Buongiorno, oggi ci sono, e mi fa piacere che qualcuno ci sia ancora anche quest'oggi. Sui social c'è un omosessuale che mostra continuamente la bambina Down che ha adottato, lodevolissimo, ma la privacy della bambina e la privacy della famiglia del Bosco, oltre a tutto il resto, bravo Cambi, si guarda dove si vuole guardare. E ancora WhatsApp, ragazzi. Ma è finito il tempo, cosa faccio? Mi devo fermare? Sì, mi fermo, signori, ma solo per qualche minuto. Tranquilli, oggi è mercoledì e lo sapete, c'è il terzo tempo del Sammy Varin, 10 minuti poco meno e ritornerò in onda con voi con È tutto un magna magna, gli appuntamenti da non scordare con feste, sagre, cose buone da mangiare, ma ancora con le feste dell'Epifania. Oh signor, ritorna la Schlein, non scherzare Sammy Varin. No, perché? Perché hanno rimandato causa maltempo molte feste della Befana che ci saranno il prossimo weekend in arrivo. Restate lì.